Il Giorgione in una finale regionale degli allievi elite è passato in vantaggio con il portiere avversario a terra senza fallo perché si era scontrato con un proprio compagno. Iniziata la partita si sono fermati in una finale regionale e hanno fatto pareggiare gli avversari. 5 minuti di applausi. Si chiude una stagione sportiva molto lunga, molto impegnativa. Che bilancio per il calcio dilettanti veneto, sia a livello agonistico che insomma al di fuori del campo? Allora, a livello agonistico è stato ottimo, basti pensare che abbiamo già promosso 3 società nel nazionale dilettanti e quindi siamo contenti. L'anno scorso abbiamo perso 17 società, abbiamo perso qualche tesserato di Lega dilettanti ovviamente, abbiamo notevolmente aumentato i tesserati nel settore giovanile. Padova, 4 gironi da premiare, il prima vincitore. Ascolta, in apertura puoi parlare con te. Il pallone è necessario accreditarsi. E naturalmente il mitico Osvaldo Corona, che abbiamo già terminato l'anno scorso, campione d'Italia 2019 sarà e il segretario Alessandro Corsetto vogliono amici che ogni anno la strada sempre più piena, quindi questo ci consola. Non hanno la possibilità di arrivare alla città, poi per le difficoltà economiche. Dobbiamo essere giunta. Il girone B, Anna di Solone Protezione. Complimenti non per il Setico, passiamo a Padova.